Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. In questo video volevo dire che prima di tutto io non mantengo degli archivi, il mio tentativo non è quello di mantenere degli archivi. Negli archivi credo che ci sia anche e soprattutto la mia vita, e laddove sono parsa nel passato in alcuni video creaturale e massiccia, questo è dovuto anche in modo del tutto trasparente al fatto che un contenuto spirituale intimo si impatta con l'industria culturale ed editoriale. Abbiamo compreso che anche un intervento minimo è un intervento di natura politica, nel momento in cui soprattutto una persona è investita anche di un minimo potere opinionistico. Quindi trasparentemente al cuore delle cose, au cœur des choses e al fondo delle cose, io volevo dire che la posta in gioco è sempre un adattamento dei letterati al compito ultimo dei letterati, che è quello di confinare il dispositivo industriale, dell'industria culturale, a vantaggio invece di una letteratura che è capace di regalare riflessioni ed è capace di offrire un contenuto spirituale alla storia. Io ho sempre palesato quelli che sono gli ostacoli, quelli che sono stati i miei ostacoli, rendendoli preziosi per chi necessitava di comprendere che anch'io mi rapporto secondo un mio profondo sentire. Quindi nel momento in cui trovo che una persona ha preso sul serio ciò che io sto dicendo e ha preso in modo trasparente quelli che sono i destini comuni, quella che è la nostra storia di letterati, io mi rapporto con una certa profondità. Questo fa parte anche di un'intima tessitura del tempo, e non a caso voglio parlare di questo romanzo di Nabokov, Ada, perché calza a pennello con la prospettiva che intendo mantenere. Quindi ringrazio chi è in grado di estrapolare la mia natura profonda, ringrazio chi è in grado di dare importanza alla morbidezza e dimostrare il lato umano delle cose. Allora, Nabokov ha quasi 97 anni, fa iniziare questo libro a Ivan Ben, che si innamora della cugina sorella Ada. Il romanzo Nabokov lo scrive dopo il successo di Lolita, dopo il film che ne è stato tratto di Lolita, ed è un romanzo di letteratura ucronica. Noi sappiamo che la letteratura ucronica di Nabokov è una letteratura che avviene non solo per una totale rimodulazione delle geografie, ma anche e soprattutto per una rivisitazione della storia che non è quella realmente accaduta. Il romanzo è ambientato negli ultimi anni del 1800 ed è ambientato nell'antiterra, in un'antiterra dove una Russia, che potremmo dire l'Estotiland, tende a inglobare l'America, in particolare il Quebec, la Nord America, e secondo queste nuove mappe Nabokov si mette appunto al volante di una storia che comincia da un'antiterra. Una storia mai accaduta dove le persone vivono senza energia elettrica e non ci sono i mezzi di comunicazione, non ci sono i telefoni. C'è una forma di dorofono che funziona tramite dei processi idraulici.
non esistono appunto i telefoni. Nabokov pubblica questo romanzo a 70 anni e questo viene spiegato nell'appendice e ingloba, viene spiegato anche in Intransigenze, questo in un'intervista, ingloba anche un saggio dal titolo La tessitura del tempo. Quindi il luogo, devo aggiustare la telecamera, il luogo dove avvengono queste storie, questo racconto dell'amore di Ada e Van è appunto Ardissal, che è nel nord-est del Quebec, ed è insomma contrapposto a un'altra città che è Kingston, che è a sud di Boston, nel Maine, città e popoli inventati totalmente da Nabokov. Nabokov comincia a scrivere quindi La tessitura del tempo 7 anni prima e Lettere dalla Terra 6 anni prima. Intorno ai 70 anni quindi comincia a scrivere Ada. Il romanzo è suddiviso in 5 parti. Il romanzo è abbastanza lungo, è uno dei più lunghi di Nabokov ed è un attimo, ecco, ha anche dei riferimenti fantascientifici, del tutto fantascientifici. Damon Van è il padre di Van Van. Van è un libertino, lui cresce nella stessa casa della sorella Ada. Quando lui ha 14 anni la sorella ne ha 12 e c'è anche un'altra sorella minore che non è figlia dello stesso padre di Ada e Van, ma è di fatto una loro sorella. In questa casa dove vivono insieme, Van si innamora di Ada. Il personaggio di Van è curioso, dedicherò varie e approfondite indagini al personaggio, contrapponendolo anche agli altri personaggi maturi che sono depravati, perché Van non è un vero depravato, Van non ha una vera coscienza dell'orrido e della depravazione, non si investe di quel sottile sarcasmo della normale. Van è un ragazzino che vive con drammaticità qualcosa che accade nello scivolare dei giorni, un orrore che accade pare con nessuna sorpresa. Accade nello scivolare della perversione, della mancanza anche di cultura, nella mancanza di conoscenza. Questo perché? Perché diversa letteratura si occupa comunque anche di rapporti incestuosi. In questo caso Nabokov sente di farlo e lo fa descrivendo con uno stile nuovo, in dei tratti totalmente distanti da Lolita o dagli altri romanzi che parlano appunto dei pedofili o delle perversioni degli uomini. Nei primi capitoli quindi si descrive, come nel romanzo dell'Ottocento, si descrive la famiglia, le due famiglie, i Durmanov e i Van Ben, e i Ben si descrivono nelle loro abitudini, quando sono al giardino, quando prendono il tè, nel compleanno di Ada, si descrivono così come si farebbe nel romanzo dell'Ottocento. Certo che però c'è l'occhio del Nabokov che ormai ha avuto il successo meritato, quindi è l'occhio di uno scrittore che si lancia anche in dei tratti a dei voli pindarici, a dei voli del tutto poetici, soprattutto nel capitolo quarto, quando c'è la forma saggio.
Quindi in questi primi capitoli si consuma la passione di questi due giovani che nel mentre si vive la vita della famiglia si appartano, consumano la passione proprio come due adulti e non tenendo conto della consanguinità. Nonostante questo, l'amore resiste nel tempo perché Van va in Inghilterra per studiare, ma comincia una carriera di prestigiatore ed ha un certo successo con il nome di Vasco da Gama. Poi il ragazzo dall'Inghilterra ritorna in quella che potrebbe definirsi l'America a casa dei Yardisal 4 anni dopo, quindi la Ada è di pochi anni più giovane e ai suoi occhi sembra comunque bellissima. Io qua nella recensione ho lasciato dei momenti secondo me cruciali della narrazione. Nella seconda parte si descrive bene che cos'è Antiterra e prendono importanza anche dei personaggi che in un primo momento sembrano secondari, come per esempio Lucette. Lucette è in un momento del romanzo, in un momento del racconto, quando dopo l'allontanamento definitivo dei due va incontro a Van che si sposta verso con un transatlantico e si getta dalla nave, quindi si consuma quest'altro tipo di tragedia, anche perché Lucette è un personaggio molto tragico perché non solo lei viene coinvolta in un ménage à trois con i due fratelli, ma soprattutto lei vive questa passione dei due volendola compenetrare e viene sempre del tutto rifiutata. Quindi non solo lei è un personaggio tragico del ménage à trois incestuoso, ma anche la stessa zia di Marina, perché la mamma di Van è un'attrice di cinema e la figlia Ada prende la stessa carriera della madre. La sorella mi sento di descrivere proprio un romanzo enorme, ma è così. La sorella perché poi l'ho vissuto, mi è piaciuto molto leggere questo romanzo e rileggerlo. La sorella proprio come oggi ci si appassiona alle telenovele, io mi sono appassionata al romanzo. La sorella di Marina, Aqua, è una malata mentale ed è il secondo personaggio tragico del romanzo. Tragico nel senso peggiore, perché il romanzo parte con un presupposto del tutto tragico, dalla definizione tragica intesa per la nostra cultura, perché in altre culture probabilmente arcaiche potrebbe essere questo il rapporto incestuoso non profondamente orrido, che tende al senso proprio dell'orribile, del morboso. E nella parte che mi interessa di più, quella sulla riflessione di spazio e tempo, Nabokov fa riferimento al passato. Che cos'è il passato? È un costante accumulo di immagini, ma anche una coerente ricostruzione di eventi trascorsi. Il passato quindi
Volevo leggere questo tratto per dare il senso della scrittura di Nabokov, che viaggia attraverso i secoli. Ecco le due alture rocciose, coronate di rovine, che ho conservato per 17 anni con decalcomaniacale romantica vividezza e tuttavia con assoluta precisione, lo confesso. La memoria apprezza la ozcebatina, i nostri personali contributi, ma la leggera discrepanza che ora viene corretta e l'atto della correzione artistica acuisce la fitta del presente. La più acuta sensazione di immediatezza, tradotta in linguaggio visivo, è la deliberata acquisizione di un segmento di spazio captato dall'occhio. Questo è l'unico contatto del tempo con lo spazio, ma il suo riverbero arriva molto lontano. Per essere eterno il presente deve dipendere dalla consapevole valutazione di un'espansione infinita. Allora, solo allora, il presente è equiparabile allo spazio senza tempo. Sono rimasto ferito nel mio duello con l'impostore. Ancora in questo capitolo che rivede la vita di Van e il suo amore per la cugina, per la sorella, loro si rivedono dopo che l'effettivo marito di Ada muore per tubercolosi. Aveva cominciato a dirigersi verso ovest con una Argus blu che gli era più cara dei colibri saffro e dei morfi, perché lei ne aveva prenotata una identica per quando sarebbe arrivata a Ginevra. O ancora, bevve una birra al caffè di fronte alla stazione e poi automaticamente entrò nel negozio di fiori che si trovava lì accanto. Doveva essere instupito per dimenticare perdonate, per dimenticare quello che lei gli aveva detto l'ultima volta a proposito della sua antofobia, nata forse da quel débauché à trois di 30 anni prima. Spettacolare l'antofobia, la paura dei fiori che aveva Ada. Quindi non voglio del tutto parlare del romanzo in questa sede, perché rimando a delle riflessioni più profonde anche nel mio saggio che voglio pubblicare, L'uvetta di Nabokov. Il senso è questo, che nel momento in cui si ama una donna, il trasporto erotico sentimentale è tale che non concede un sentimento di legame fraterno, non lo concede. Anche non lo concede perché si ama a tal punto una donna che non la si vuole perdere. Io ho capito questo da questo romanzo e ogni volta che rileggo questo romanzo mi dà delle impressioni diverse da Lolita. Se in Lolita c'è la forma richiesta per l'incoraggiamento di una vita accademica, di una vita formale, disciplinata, per una disciplina dell'anima, in Ada invece rivedo quell'amore che è stato disperso in Lolita. Nabokov è molto prezioso, gentile, è un grande amante e lui nasconde la sua passionalità attraverso il riverbero di questo orrore, di questi tre fratelli che si amano. E con questo vi saluto, grazie, ciao.